Karin Mantovani. Karin, una prestazione maiuscola condita da una doppietta che ha dato il là alla goleada. Sì, oggi è stata una partita, diciamo, abbastanza intensa. Sapevamo l'obiettivo di portare a casa i 3 punti nel minor tempo possibile. Finalmente siamo riusciti a segnare anche tanti gol e siamo contenti così. Sappiamo che abbiamo ancora 3-4 partite, sono tutte importanti e sappiamo bene qual è l'obiettivo e quindi penseremo subito adesso alla prossima partita. Tanti gol hanno segnato tutte le attaccanti, come dicevi. Cercate proprio, come nel primo tempo, di trovare le migliori azioni per trovare il gol. Comunque avete proprio dimostrato che volevate questi 3 punti al massimo. Sì, oggi abbiamo creato tantissime occasioni e ti dico pure, finalmente siamo riusciti a buttare dentro la palla molte più volte rispetto alle altre partite dove la media era di 2-3 gol e quindi penso che oggi siamo soddisfatti della partita e della prestazione. Dimostrate dopo la sosta che state bene e questo non è sempre facile. Ora non ci si ferma più fino alla fine. Certo, abbiamo ancora 3-4 partite e noi sapremo che ogni partita sarà difficile e importante e cercheremo di portare a casa l'obiettivo finale. Allora, mister, una dimostrazione di forza e un chiaro messaggio per questo finale di campionato. Sì, oggi diciamo che siamo riusciti a aprire subito la partita, poi si è messa sui binari giusti, siamo andati largamente in vantaggio come il risultato lo dimostra. Sono contento della prestazione delle ragazze perché oggi hanno interpretato al meglio quello che durante la settimana proviamo, quindi senza fretta abbiamo provato a farla girare per poi verticalizzare, i gol in effetti sono usciti così, quindi sono pienamente soddisfatto. Io vorrei così ripetere, come ho sempre detto, ne abbiamo una in meno da vincere perché da adesso in poi questo è il nostro obiettivo, vincerle tutte come a suo tempo, quel 18 agosto famoso, noi ci siamo prefissati di fare. Oggi ha segnato il 50° gol in campionato Adriana De Martini per quanto riguarda la sua stagione e anche il 50° gol di Natasha Peai tra Serie A e Serie B, non tutte con la maglia del Vittorio Veneto. Sì, queste statistiche io le so adesso da te benissimo, sono cose importanti che fanno bene così al morale e un ulteriore passo comunque, un traguardo personale importante per queste ragazze che si mettono in discussione ogni volta, ogni allenamento, quindi ben per loro, sono cose così che fanno bene, comunque i record vanno sempre superati e già mi auguro da domenica prossima. Un'altra cosa che ti volevo chiedere, come sta Francesca D'Ros? Sì, dopo un attimo di paura, insomma, poi abbiamo visto, parlato un attimo con i medici, sono una brutta botta, comunque lei ha recuperato subito, vorrei comunque tranquillizzare tutti, insomma una botta che così abbiamo preso paura, ma ripeto, adesso sta bene e quindi penso che già da mercoledì quando riprenderemo sarà a disposizione. Adesso ci si aspetta 2 partite fuori casa, Gordice prima e Padova poi. Sì, questo è il finale di campionato, sappiamo che troveremo squadre che hanno bisogno di punti, ma per lo stesso motivo abbiamo bisogno di punti anche noi per proseguire il nostro cammino. Andiamo con umiltà ad affrontare tutte le squadre, considerandole veramente alla pari della nostra forza e penso che proprio l'umiltà e la voglia di ribattere colpo su colpo siano le caratteristiche più importanti di questo Vittorio, che ho già detto più di una volta, credo meriti il posto in classifica che ha e poi come ho detto prima, ho detto nelle interviste precedenti, chi avrà più cuore, volontà, determinazione e un po' di fortuna magari riuscirà a raggiungere l'obiettivo in solitaria. Siamo con mister Esposito. Mister, hai provato a contrastare questo Vittorio Veneto in qualche modo, ma è partito alla grande e ha segnato subito quei 3 gol che ha spento subito le speranze dell'Imolese. Ma anche perché comunque abbiamo iniziato anche benino, perché comunque stiamo giocando un buon calcio per i 5 minuti, 10 minuti, però alla fine con queste squadre qui le ho avvertite, sono quelle squadre che comunque non ti perdonano mai, una piccola disattenzione prendi i gol, infatti i primi 3 gol sono nati tra virgolette 3 errori nostri, però alla fine un risultato importante, meritato per loro, hanno dimostrato di essere una grandissima squadra. Una nota positiva magari la prova di Ceppari. Ma Ceppari è una giocatrice importante per noi e lo sarà, spero, per il futuro del calcio femminile, perché comunque bisogna dare più spazio a questo sport. Ora mancano 3 partite, l'Imolese comunque è salva già da un po'. Dopo averla presa in mano, cosa è cambiato rispetto all'altro mister magari?
Ma io sono il terzo mister che hanno cambiato, quindi ma posso soltanto dire che comunque c'è stata una gran crescita perché comunque provano a giocare a calcio, provano a fare tra virgolette le mie idee, però è una squadra che comunque ha molti limiti e lo si vede, ti ripeto, ogni piccola azione prendiamo gol, quello è un messaggio non molto bello perché comunque vuol dire che le attenzioni non sono al 100%, anche se, ti ripeto, ci alleniamo sempre molto bene, con una grande intensità, però sto vedendo che comunque col calcio femminile bisogna stare sempre sul pezzo, perché comunque hanno quei 10-15 minuti di sbandamento e diventa una partita come questa. Allora ti chiedo anche, è la tua prima esperienza nel calcio femminile? Ma molto bella, affascinante, sono esperienze nuove, l'unico rammarico è averla presa neanche in 2 mesi, quindi alla fine i risultati purtroppo la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, però io ci metto tanta buona volontà e spero di proseguire questo lavoro perché ci sono delle giocatrici veramente importanti. Grazie mister. A te, buona serata e grazie.